un ritorno al passato, perché sono tutte ricette di mia mamma che ho ripreso in mano io, perché altrimenti queste robe qua vanno scomparendo e non le trovi più da nessuna parte. Ciao ragazzi, oggi parliamo di conservazione del cibo. In tempi di ristrettezze economiche era una necessità, perché le ristrettezze stesse obbligavano a elaborare degli espedienti per garantire la durabilità nel tempo degli alimenti, perché erano anche la garanzia per la sussistenza della famiglia. Ma di questa propensione, la propensione a conservare, Vladimiro, che è il nostro amico che vedete laggiù che sta preparando, ne ha fatto un'arte, perché in questa stessa arte, quella della conservazione dei cibi, si rispecchia quello spirito familiare di conservazione che lui vuole mantenere vivo, con delle aggiunte particolari, prima fra tutte quella della passione per la cucina tramandata dalla nonna Luciana, e adesso capirete perché. Oggi vi farà vedere 3 preparazioni molto semplici, fatte con materie prime che potete facilmente reperire sia al supermercato come dal fruttivendolo, e 3 ricette estremamente sfiziose, a basso costo oltretutto, che male non fa. E la prima ha il colore giallo e rosso dei peperoni. Ma mica solo di quelli, no, se no, troppo facile. Tanto si comincia, Stefano, con il pulire tutti i peperoni, sezionandoli giustamente nelle modalità giuste, perché sennò dopo non riesce a chiudere la ricetta. Se pulisce tutti quanti i peperoni, dalle animelle, qualche riga dentro. Devi tagliare a pezzature ben definite? Esatto, quindi che si possano chiudere dopo per fare il ripieno. Quindi è una cosa che va studiata prima questa. Sì, non si può tagliare a caso, bisogna avere un'idea. Come ben vedi, devono avere delle chiusure che quando si va a mettere il ripieno deve rimanere dentro. I peperoni, gialli o rossi? E le differenze quali sono? Beh, intanto differenza di gusto, perché il giallo e il rosso hanno uno più dolce, per esempio il giallo è un po' più dolce e un po' più diciamo malleabile come anche manuali. Tagliati sono un po' più duri e hanno una consistenza un po' diversa. Adesso Stefano si mette sotto aceto per circa 3 ore e dopodiché si possono scolare, distendere, asciugare e sono pronti per mettere via. Fin qua la preparazione magari la fanno molti di voi, è una cosa fatta in casa normale. Io ho voluto aggiungere un qualcosa di speciale a questa ricetta. Cioè praticamente, oltre all'acciuga normale che si può mettere un'acciuga con un'oliva ripiena il peperone egli stessa, che trovi facilmente in qualunque supermercato. E si mette via una a una, ci vuole un po' di pazienza, ma comunque è fattibile. Quindi sono stuzzichini? Stuzzichini. Fatti come gli spiedini? Esatto. Fantasia tua questa, Vladi? Sì, perché vedendo che in giro c'erano solo quelle acciughe o solo peperoni, ho detto ma perché non inserire insieme un'oliva, un qualcosa, una cipollina, qualcosa di diverso per cambiare un po' il gusto che c'è, diciamo, normalmente in giro. Quindi basta poco? Sì, basta poco, no? Ci vuole solo tanta passione per andare avanti e basta, un po' di pazienza, ma alla fine risulta un prodotto eccezionale, insomma, dai. Ma dopo questi stuzzichini quando si mangiano? Ma io sì, come antipasto o anche a tutto pasto, perché se uno ha delle carni, dei formaggi, della soppressa o altri affettati può aggiungere questi e si può arricchire il tutto, insomma. E quanto possono durare poi, Vladi? Beh, questi qua più o meno durano 3-4 mesi, anche perché sono peperoni che ho acquistato al supermercato, quindi non sono di produzione propria e magari restano nei frighi qua e là, quindi una cosa ottimale è un 3-4 mesi, diciamo, dai. Vi consiglio di pastorizzarlo, metterlo in acqua per un po' di minuti quando bolle e poi tirarli fuori che si raffreddino, è una cosa più sicura, un metodo più sicuro. Vi consiglio di farlo praticamente.
Attenzione, non solo verdure, perché adesso Vladimiro sta preparando il set, piano di lavoro, sostanza, per farci vedere un'altra chicca che lui si è inventato, però utilizzando una materia prima che non si trova qui, ma si trova nei supermercati, anche questa a basso costo. Stiamo parlando delle sardine. Ma anche qui, troppo facile dire le sardine, no. Sono sardine sotto sale, Stefano. Eh, Questa è una ricetta che faceva mia mamma. Prendeva le sarde sotto sale, le puliva, una a una così. una a una devi farla, via tutto il brutto. Pazienza. Ci vuole tanta pazienza e passione. Poi si mettono da parte. Una volta che si sono pulite tutte, vanno marinate in aceto per 2-3 ore, poi asciugate come i peperoni e messe sott'olio. Questa è una ricetta particolare che non ho mai visto in giro. La mia famiglia la faceva per avere un qualcosa di diverso, insomma. Perché l'aceto, Vladi? Sempre per la conservazione, a parte che queste sarde sono già in sale e sarebbe già a posto, ma per dare un dolce un gusto di marinatura più che tutto. Certo. No, perché sale, aceto, cioè dopo il sapore è bello intenso. Bello intenso, sì, non è una roba che trovi in giro questa qua. Non le ho mai viste sardine sotto sale marinate con l'aceto e sott'olio. E come si mangia una sardina così? Si può fare una colazione o anche un dopo pranzo, diciamo, con un po' di pancetta nostrana, anche solo così, con un po' di cetrioli, una cosa che si adatta un po' a 360 gradi praticamente. E dopo i peperoni e le sardine, adesso ritorniamo nell'orto, però per scegliere una verdura, la scelta Vladimiro, alla quale non si pensa immediatamente quando si tratta di sottaceti o comunque di conserve sott'olio. Parliamo del cavolfiore. E anche qui ci sono delle aggiunte che lui fa di sua invenzione che secondo me vi sorprenderanno. Hanno sorpreso me, che le ho anche già assaggiate, non dovevo dirlo. Cavolfiore, questa è una ricetta che si può fare facilmente perché è un prodotto che si può avere negli nostri orti benissimo e tutto il tempo dell'anno, comunque si può trovare. Lo facciamo sbollentare nella pentola con una parte di aceto e una parte di acqua. E dopo facciamo una ricetta sempre con le acciughe e con i vari componenti come quella di peperoni che abbiamo fatto prima. Si procede con il taglio e si fa una pezzatura che possa diventare un boccone che va in bocca tranquillamente, se no sarebbe troppo grande lasciarli interi. E fatta questa operazione si aspetta che l'aceto e l'acqua bolla e si butta giù. Invenzione tua anche questa, Vladi? Allora, questa è una ricetta che ci sono persone che l'hanno fatta, anche altre persone, voglio dire, però quella di metterci le acciughe, le olive o tutto quello che ci può inventare l'ho inventato io, insomma. Adesso facciamo bollire il cavolfiore e l'aceto ed acqua che ho già inserito l'ho arricchita con della cannella e con del rosmarino per dare un tocco in più alla ricetta. Adesso diamo una sbollentata praticamente. Sì, esatto. Come si controlla la cottura? Bisogna aspettare che bolla di nuovo dalla precedente bollitura. Poi bisogna vedere 4-5 minuti circa. Però non bisogna far passare troppo tempo perché sennò si cuoce troppo e si spappola. Nemmeno non si può tirare fuori prima perché resta crudo, quindi bisogna stare molto attenti a questo procedimento. Che vuoi occhio, insomma. Che vuoi occhio. Cosa vuol dire per te fare queste cose, Vladi? È un ritorno al passato perché sono tutte ricette di mia mamma che ho ripreso in mano io, perché altrimenti queste robe qua vanno scomparendo e non le trovi più da nessuna parte. Se le vuoi te le devi fare a te. Però è importante anche perché, anche visti i tempi che corrono, secondo te si ritornerà a inventarsi la propria durata nel tempo dei cibi?
Ma penso proprio di sì, perché attualmente in giro sul mercato non si trovano più queste cose qua. Se le vuoi le devi fare da te o qualcuno che te le faccia, insomma. Si risparmia facendo così. In un certo modo sì. E questa è la bella famiglia di Vladimiro. E se le guardate, capite perché questi sottaceti sono buoni. Fanno bene, tengono bene, guarda che roba. Quindi settimana prossima tutti qua a Requaro in questa contrada, perché ci sarà un'altra bella preparazione, giusto Vladi? Certo, Non è vero, ma ha detto di sì perché l'ho detto io. Vladi, grazie davvero, complimenti per tutto quello che hai fatto e ci vediamo alla prossima cantierata. Non so se è ancora qui, può darsi, dipenderà da voi. Ciao ragazzi, fate ciao, Ciao. bravi.